Straordinaria apparizione della Vergine Santissima visibile a tutti. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un evento straordinario che è accaduto in Africa poco tempo fa. Non sono riuscita a sapere di preciso il paese dell'Africa in cui è avvenuto, so soltanto che delle persone si erano radunate all'aperto per pregare. A un certo punto nel sole si è disegnata con chiarezza la sagoma della Vergine Santissima. E sono immagini che tra poco vi mostrerò, in cui praticamente si può vedere abbastanza nitidamente la Vergine Santa, così come l'aveva descritta Bernadette durante l'apparizione di Lourdes, in quanto la Vergine Santissima indossa un abito color bianco, stretto in vita da una cintola, una fascia di colore blu e indossa inoltre un velo bianco sui suoi meravigliosi capelli e poi ha un mantello di colore azzurro. Ha le braccia allargate come nell'immagine molto nota della Madonna della Medaglia Miracolosa e ha i capelli lunghi. E vi lascio a queste immagini che spero possano commuovervi come hanno commosso me. Vi ringrazio per tutto il vostro affetto, il vostro amore che si manifesta soprattutto nelle tante lettere e nei messaggi che mi inviate, in cui mi fate conoscere sempre nuove cose, nuove preghiere, nuove devozioni da poter aggiungere alle tante che già faccio. E vi ringrazio per tutto il vostro affetto, vi lascio a queste immagini. Grazie di tutto carissimi, tante benedizioni per voi. Spero che la Madonna possa attraverso queste apparizioni benedirci tutti quanti, perché ne abbiamo proprio bisogno. A presto cari.